Buonasera a tutti. Prima di iniziare avrei una domanda molto importante per voi. Vi piace il mio outfit? Grazie. Sono con le tette fuori, così so che anche se faccio una figura di merda, comunque metà sala non mi sta ascoltando. Mi presento, mi chiamo Triana, ho 23 anni e vengo dal Perù. Vi vedo confusi. Se pensavate che ero spagnola, tranqui, siete dei brutti e cattivi razzisti, ma non siete da soli. La mia nazionalità causa spesso molta confusione e ho scoperto che ci sono 3 classiche reazioni. La prima è: ma non mi sembri peruviana. Scusami, ho lasciato l'alpaca a casa. Ma tranqui, non dimentico mai la cocaina. No, di solito chiedo. Di solito chiedo, ma sei mai stato in Perù? E loro rispondono, no, ma ho visto 6 volte le follie dell'imperatore. La seconda cosa che mi chiedono è appunto se ho un'alpaca a casa. Per chi mi hai presa? Ti sembro povera? Ne avevo 3. E sono anche stata l'unica tra i cugini sufficientemente piccola per riuscire a montare l'alpaca. No, non nel modo in cui pensate voi. Cioè, abbiamo fatto l'amore. La terza cosa che mi dicono è un'alternativa della prima che per fortuna ho solo sentito un paio di volte. Cioè, complimenti, sembri italiana. Commento a cui una mia amica aveva provato a difendere dicendo: smettila con questo cazzo di razzismo e lascia stare la spagnola. E in Perù parliamo lo spagnolo, ma sia nella lingua che culturalmente siamo molto diversi da loro. E per esempio, loro dicono coche, noi carro. Loro dicono vosotros, noi ustedes. Loro hanno la S, cerveza. Noi non abbiamo conquistato, stuprato un intero continente. Io so che a voi piace un sacco la nostra lingua, ma invece per i peruviani l'italiano è una lingua molto romantica. Tutti pensano così finché un gondoliere non ti fa catcalling in dialetto veneziano. Cioè, per rovinarti la fantasia basta un che gran tocco de buea, che ho capito significa sì una donna forte e indipendente. Io sono in Italia da quasi 4 anni e quindi l'italiano lo parlo abbastanza bene, ma nel mio primo mese, abitando in Veneto, ho solo imparato come presentarmi, come chiedere indicazioni e le bestemmie. Perché i veneti non vedono l'ora di insegnare le bestemmie a uno straniero. Cioè, è come per un ragazzino americano sparare a scuola. E per riuscire a bestemmiare avevo solo bisogno di sapere come dire Dio, Gesù, Madonna e gli animali, quindi ringrazio il mio insegnante del livello A1 di italiano perché grazie a lui sono riuscita a fare amicizie e ambientarmi. L'altra frase che ho imparato è chi non batte non sbatte, perché apparentemente in Italia se uno non batte il drink contro il tavolo dopo fare cin diventa istantaneamente invisibile a tutti i possibili partner sessuali. Più o meno lo stesso effetto che ha parlare con l'accento veneto. Dai, io posso prendere in giro i veneti perché sono metà veneta, metà peruviana. Miso veneta, Madonna alpaca. E mia mamma, pur essendo sposata con un veneto da tanto tempo, ancora non parla l'italiano, come mio fratello. Questo non serve però per il pezzo, lo dico soltanto perché mi dà un senso di superiorità. E io invece adesso non faccio più gli errori che facevo una volta, quando un'amica mi dice di essere imbarazzata, non rispondo più vuoi che ti accompagno ad abortire?
Quando qualcuno mi dice che fa l'autista, capisco che guida un veicolo e non è una persona neurodivergente, quindi evito di prenderlo in giro. E anche in dialetto veneto, quando un parente mi fa che bea putea, io sorrido e ringrazio. Non come quando avevo 9 anni e pensavo che mio nonno mi stesse dando la puttana. Mia mamma invece fa ancora questi errori e per esempio l'altra volta siamo andati da mia nonna e a una certa le fa mia madre: mio figlio mi ha fatto vedere le foto del tuo orto. Complimenti! È cresciuto tanto l'anno scorso. Devo dire che ogni anno il tuo orto diventa più grande e più bello. È rimasta perplessa perché orto in spagnolo vuol dire buco del culo. Da un altro significato la Madonna dell'orto. Grazie mille.